Il 17% degli abitanti del Veneto, pari a 715.000 persone, è colpito da una patologia reumatologica. A Treviso si registrano 15.000 malati. Una diagnosi che spaventa, che ha un forte impatto psicologico sulla persona, che poi deve fare i conti con un dolore continuo, debilitante, che cambia completamente la sua quotidianità. Ci sono persone che ci mettono 35-45 minuti per alzarsi dal letto, donne che non riescono ad aprire un barattolo dello zucchero piuttosto che aprire una bottiglia del latte, una bottiglia d'acqua, quindi hanno sempre bisogno di qualcuno al fianco. Noi dobbiamo eliminare queste cose perché se arriviamo alla diagnosi precoce forse queste cose vengono già, come dire, tagliate. 4 persone su 10 sono costrette a cambiare lavoro o a rinunciare alla propria attività. Nell'immaginario collettivo si pensa che si tratti di patologie legate alla popolazione anziana, ma i dati dicono che colpiscono ogni fascia d'età. Tutti hanno pensato, come dice lei, malattie degli anziani, purtroppo invece colpiscono bambini, quindi abbiamo un'artrite idiopatica giovanile e soprattutto giovani che vanno dai 18 ai 35 anni, quindi in età, come dire, quella che si pensa al futuro. Fortunatamente oggi esistono terapie che permettono una qualità di vita molto simile a quella di chi non è malato, ma una diagnosi precoce per queste patologie è fondamentale. Nasce da qui l'appuntamento di sabato in Piazza dei Signori a Treviso, dove 15 specialisti saranno a disposizione della cittadinanza. Cerchiamo di tagliare quelle tappe che il paziente è costretto a fare e quindi di inviarlo il più presto possibile allo specialista, in modo di essere preso in carico e di avere la cura migliore nel momento giusto.